Amnistia e indulto. Il dibattito sulla necessità o meno delle misure straordinarie per risolvere il dramma delle carceri sovraffollate torna ad infiammarsi dopo l'allarme lanciato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo scontro fra il Colle ed il Movimento 5 Stelle rimane altissimo dopo l'accusa dei grillini al capo dello Stato. Accusa di favorire una soluzione per Silvio Berlusconi. Un no secco arriva dalla Lega Nord, anche in Veneto, dove il segretario nazionale della Liga, Flavio Tosi, parla di clamoroso errore. La posizione espressa in questo caso dal nostro Presidente della Repubblica la trovo assolutamente non condivisibile, perché nel nostro Paese da molti anni a questa parte ogni tanto si fa questa specie di condono, che sia l'amnistia o che sia l'indulto, che ha l'unico effetto di far uscire dalle patrie galere qualche decina di migliaia di persone che poi statisticamente in larga parte vi rientrano dopo aver commesso altri reati. Perché secondo il numero uno della Liga Veneta e sindaco di Verona, il problema delle carceri va affrontato con una riforma precisa. Rivedere l'impostazione del sistema carcerario. Negli Stati Uniti la gestione di un detenuto costa grosso modo 1/10 di quello che costa nel nostro paese, sia perché lavora, sia perché il coinvolgimento del privato nella gestione delle carceri comporta un abbattimento dei costi, quindi c'è da rivedere quello, non certo da liberare chi sta dentro le carceri. Nella sua Verona, intanto, ci si appresta a celebrare in arena, sabato e domenica, la festa della fede, che coinvolgerà migliaia di ragazzi dai 14 ai 18 anni d'età. Per il vescovo Monsignor Zenti sarà anche l'occasione, dopo la tragedia di Lampedusa, di riflettere sul concetto dell'accoglienza cristiana. Tenete presente che domenica sono già iscritti per domenica 1500 immigrati per l'arena di qua. Quindi questa è la testimonianza da parte della Chiesa dell'attenzione nei confronti degli immigrati di qualunque nazionalità, di qualunque religione essi siano. Vorremmo dire ovviamente a questa vergogna che venga affrontata sempre di più con grande serietà, con genialità di impostazione almeno a livello europeo per trovare un avvio almeno di soluzione.